Oggi parliamo di un'iniziativa che riguarda il ricordo del terremoto a 50 anni di distanza, Lab Terremoto, ed è organizzata dall'Ecomuseo delle Acque del Gemonese. Noi siamo in compagnia del suo direttore per farci spiegare di che cosa si tratta, che iniziativa è, so che è rivolta alle nuove generazioni. Sì, è un progetto che è partito la bellezza di 10 anni fa, quindi quest'anno ricordiamo sia il terremoto, il 50° del terremoto, ma anche il decennale dell'avvio di questo progetto. Credo sia un progetto interessante perché si rivolge in primo luogo alle scuole ed è questo un aspetto che forse è stato un po' trascurato. Quest'anno abbiamo tantissime scuole che arrivano sostanzialmente da tutta la regione, anche dal Veneto, perché chiaramente il tema, quello del terremoto e del sisma, è un tema forte che va conosciuto e va affrontato. Il ragionamento che stiamo facendo è di evidenziare, spiegare che cos'è il fenomeno sismico, ma anche far notare ai ragazzi in che modo il territorio, il paesaggio, formalmente, visivamente, risente di tutti i terremoti che nel corso dei secoli si sono succeduti nel Gemonese. Ovviamente un altro aspetto è quello del fatto che il Gemonese è un'area sismica e quindi comprendere il motivo per cui i terremoti inevitabilmente si ripetono. Questo è un primo tema che affrontiamo con un geologo. Un secondo tema riguarda le modalità con cui è avvenuta la ricostruzione. Ricostruzione di Gemona, quindi i ragazzi vengono, escono, osservano, vedono, anche perché nel centro storico di Gemona, ma anche in tutti i comuni del cratere del terremoto, si possono osservare modalità diverse con cui gli edifici sono stati ricostruiti. Sostanzialmente per buona parte sono edifici nuovi, ma alcuni sono stati restaurati, i monumenti più importanti e gli edifici di maggior pregio, anche con tecniche diverse. E quindi c'è questo ragionamento che andiamo a fare. Ed è per questo che noi quasi mai, anzi mai, facciamo uso del sostantivo al singolare, ma parliamo sempre di terremoti al plurale, proprio per queste, come dire, situazioni oggettive. Noi parliamo da un punto di vista esteriore, fisico, anche perché per tutti i comuni le leggi sono state uguali, il doppio decentramento Stato-Regione, Regioni-Comuni, sindaci che erano funzionari della Regione, però le varie amministrazioni, come dire, potevano accelerare il processo ricostruttivo oppure avere la volontà di confrontarsi con la comunità per, come dire, definire assieme le modalità con cui ricostruire. Faccio un esempio chiarissimo: Venzone ha un centro storico meraviglioso, una cittadella murata straordinaria. Lì i tempi si sono allungati perché l'amministrazione di allora e la comunità di Venzone, mettendosi assieme e ragionando, hanno deciso di rifare il centro storico esattamente come era prima, facendo uso di un modello che si chiama anastilosi. Quindi tutto questo, insomma, è un argomento interessante che va raccontato agli studenti e ai ragazzi. Allora, direttore, io partirei innanzitutto con l'obiettivo principale, poi andremo ad approfondire un po' quelli che sono gli argomenti che voi andate a raccontare ai ragazzi e spiegare ai ragazzi. L'obiettivo è quello di far capire alle nuove generazioni che cos'è il terremoto, perché 50 anni sono tanti, è vero, 5 decenni, da quel 6 maggio 1976, quello che dobbiamo fare è lottare affinché le nuove generazioni capiscano quello che è il terremoto e anche ciò che è stato fatto dopo e come ci si deve preparare anche nei confronti di questo sisma. Questo è fondamentale, una condizione che noi abbiamo osservato, visto nei ragazzi, perché qua capitano i ragazzi delle primarie ma anche degli istituti superiori, quindi è necessario anche definire un linguaggio che ci è accessibile, rigoroso ma accessibile a tutti.
Noi abbiamo notato sempre una scarsa consapevolezza, ma questo è inevitabile, perché i giovani non sanno in cosa consiste un terremoto, spesso non hanno neppure la capacità di osservare, di puntare lo sguardo, ad esempio, sulle manifestazioni che il paesaggio del Gemodese offre. Quindi c'è tutto un lavoro di costruzione, non tanto di convincimento, quindi di ricostruzione di questo processo che obiettivamente possiamo sostenere sia stato un modello importante. Tra l'altro un modello che poi ha avuto scarse repliche e quindi anche su questo aspetto chiaramente ragioniamo. Io parlavo prima del paesaggio, che credo non sia granché considerato, il paesaggio che è stato, adesso uso un termine forte, provocato dai terremoti. La Gemona storica è posizionata su un grande accumulo di detriti. È un conoide alluvionale, ed è il conoide più esteso, più, possiamo usare questo termine, più voluminoso della regione. I geologi evidenziano il fatto che in condizioni normali, in 20-25 mila anni, questo conoide non poteva formarsi e quindi in corrispondenza della faglia che taglia tutta la fascia prealpina friulana partendo dalla Slovenia e dal fatto che in occasione dei vari sismi che si sono succeduti si verificano puntualmente delle frane, soprattutto sul versante meridionale del Monte Chiampon, che con il Quarnan è una delle due cime, diciamo, anche se il Chiampon è una dorsale, una delle due cime sostanzialmente che chiudono il conoide, ecco, si verificano delle frane che alimentano costantemente questo grande ammasso di detriti. Quindi ragionamenti del genere per noi diventano fondamentali. Bisogna partire quindi dalla consapevolezza che viviamo in un ambiente sismico e che il terremoto può tornare e noi dobbiamo essere pronti e preparati ad affrontarlo da tutti i punti di vista. Sì, la prevenzione ovviamente è importante e il lavoro che noi svolgiamo riguarda anche ovviamente il fatto che questo fenomeno deve comportare tutta una serie di riflessioni perché le nuove generazioni siano assolutamente pronte. Ovviamente per fare questo è necessario collaborare con vari enti, con vari istituti, protezione civile, le amministrazioni comunali. Ecco, il ruolo dell'Ecomuseo nel Lab Terremoto è proprio finalizzato a questo ed è, devo dire, un grande lavoro, anche perché è un lavoro, possiamo dirlo, trasversale, perché si prendono in considerazione aspetti che riguardano la fisicità del territorio, la geografia, la geologia, ma si prendono anche in considerazione aspetti che hanno a che fare con l'edilizia, con l'urbanistica. Quindi lavorare in questo modo credo che sia complicato, però porta grandi soddisfazioni, perché alla fine vediamo che tutte le scuole che vengono si dichiarano assolutamente soddisfatte e questo ci viene dimostrato anche dalla continuità dei rapporti, perché se una scuola viene un anno cambiano le classi e l'anno dopo ovviamente fa ritorno a vivere questa esperienza attraverso quello che voi proponete dal punto di vista didattico. Poi si parlava di ricostruzioni, altro argomento molto importante, perché oggi noi possiamo vantare davvero un Friuli che è un gioiello ricostruito perfettamente già dopo 10 anni, si poteva dire che si aveva già un Friuli nuovo. Sì, allora, questo è un secondo tema forte che il Lab Terremoto affronta, perché vogliamo che i ragazzi, uscendo ed osservando, abbiano la possibilità di cogliere appieno non soltanto gli elementi forti, ma anche, gli aspetti apparentemente secondari. Prima ho fatto riferimento alla diversità con cui i comuni sono stati ricostruiti, però anche nel centro storico di Gemone è possibile cogliere tutta una serie di edifici, parlo di edifici di rilevanza, non gli edifici ricostruiti, le case, eccetera,
Faccio un esempio: proprio all'esterno del Lab Terremoto c'è un bellissimo palazzo, il Palazzo Municipale, Palazzo Boton, che è stato costruito all'inizio del Cinquecento, che è stato ricostruito esattamente con le stesse modalità con cui è stato ricostruito il centro storico di Venzone. Quindi assolutamente tutte le pietre recuperate sono state ricollocate nei punti esatti, là dove le pietre mancavano sono state sostituite da altri conci dello stesso materiale lapideo del concio che è andato smarrito, che si è rovinato, che non è stato più utilizzato. Ed è un modello straordinario. Però ci sono altri, ad esempio, se volessimo raggiungere, e in pochi passi lo faremmo, il Duomo, avremmo anche lì la possibilità di osservare una ricostruzione perfetta, assoluta. In quel caso a cedere è stata la facciata laterale, e quindi anche gli interventi che sono stati condotti all'interno in qualche modo evidenziano, come posso dire, il modo con cui l'edificio ha ceduto. Se noi entriamo notiamo che le colonne sono leggermente fuori piombo, proprio per ricordare un evento che ha segnato in profondità chiaramente la comunità di Gemona. Altre chiese non sono state ricostruite, quindi sono un po' il simulacro ovviamente di un evento di 50 anni fa. Altri edifici sono stati ricostruiti come prima, però inevitabilmente con materiale diverso. Quindi anche questo è un ragionamento che ci piace cogliere. Un altro aspetto che ha a che fare col paesaggio: prima parlavo del conoide, ovviamente c'è il Colle del Castello a Gemona, anche lì un'altra modalità di ricostruzione, la torre, eccetera, ma è possibile cogliere anche dall'alto quelle che sono le caratteristiche della pianura, perché se la Gemona storica è stata costruita in alto, bisogna anche comprendere quella che è la geografia del territorio, ma anche la presenza di un fiume, il Tagliamento, che per molto tempo ha esondato, inondando completamente la pianura, e quindi i carri che passavano dovevano tenersi molto prossimi alle Prealpi Giulie per procedere, raggiungere Gemona. In epoca medievale c'era il cosiddetto Niederlech, quindi dovevano soggiornare una notte a Gemona, e questo ovviamente ha reso importante la cittadina, fintanto che il Tagliamento non è stato chiuso, ingabbiato, e quindi la pianura per buona parte è diventata transitabile, e gradualmente Gemona ha perduto la sua importanza da un punto di vista economico, possiamo dire. Quindi prima si parlava di discipline diverse che prendiamo in considerazione, anche gli aspetti storici diventano assolutamente decisivi, non possono essere dimenticati. Quindi è tutto un collage, è tutto una sovrapposizione di discipline e materie che devono per forza essere inseriti in questo ragionamento complessivo che facciamo ormai da 10 anni. Allora io chiuderei questa bella intervista facendole una domanda: che cosa non dobbiamo assolutamente dimenticare di questi 50 anni? Che cosa non dobbiamo perdere e portare con noi come un patrimonio di sapienza e di sapere che deve rimanere con noi? Allora, io prima parlavo di modello Friuli. Un modello che purtroppo, devo dire, attraverso anche delle analisi serrate, non è stato quasi mai più replicato. È un modello che, devo dire, ha assolutamente funzionato. Doppio decentramento: lo Stato ha finanziato la Regione giustamente ha deciso di coinvolgere le pubbliche amministrazioni. I sindaci, diventando funzionari regionali, hanno operato per conto della Regione, e poi, a mio giudizio, hanno avuto anche la possibilità di valutare, di decidere le modalità con cui ricostruire. Ovviamente il caso di Venzone è straordinario, io ovviamente anche con i ragazzi lo citiamo, lo utilizziamo, anche se non possiamo noi poi raggiungere Venzone perché l'ecomuseo ha i confini ben definiti.
Ecco, Venzoni ha fatto una scelta, a mio giudizio, logica ma straordinaria se comparata con le altre amministrazioni, perché lì c'è stato un presupposto. Nel 65 Venzone, il centro storico di Venzone, è diventato monumento nazionale. Quindi sovrintendenza, comune hanno immediatamente agito e hanno documentato con rilievi, con fotografie, tutti i palazzi storici del centro di Venzone all'interno della cinta muraria. E ovviamente è stato quasi non opportuno, necessario puntare su una ricostruzione decisamente più costosa e con tempi più lunghi per rifare Venzone esattamente come era prima. Ecco, io se dovessi dire ad un visitatore intelligente, colto, appassionato, venite a vedere Gemona, decisamente, perché il centro storico è particolare, ma andate a Venzone perché il modello ricostruttivo di Venzone non ha uguali, credo, ha uguali in poche parti del nostro territorio, ma anche chiaramente all'estero, assolutamente al di fuori. Quindi io punterei su quello. E ovviamente muovendosi all'interno dei paesi, osservando, valutando, perché, e ritorno al termine, al plurale di prima, ci sono state più ricostruzioni. Alcune, devo dire, non mi aggradano granché, ma occorre anche comprendere il momento e la necessità di far sì che le famiglie potessero ritornare il prima possibile nelle proprie abitazioni, spesso ricostruite quando non ristrutturate. Io ringrazio il direttore dell'Ecomuseo delle Acque del Gemonese per essere stato con noi e per averci regalato questa bella intervista. Grazie. A voi, grazie a voi.